Buonasera, bentrovati in diretta 20:10 come sempre dopo il telegiornale di Treviso. L'abbiamo annunciato per chi ha visto il nostro telegiornale. Questa sera parliamo di turismo in montagna principalmente, ma non solo. L'abbiamo chiamato la scommessa del turismo in Veneto perché è un titolo un po' così provocatorio, forse perché lo sappiamo che il turismo è una forza trainante del Veneto e il Veneto è prima regione d'Italia per il turismo, ma è una scommessa per fare ancora meglio, se possibile, proprio con obiettivo la montagna. Ci sono tante cose da fare, ci sono appuntamenti a scadenza e quindi bisogna ragionare sulle strategie per far venire ancora più gente in montagna e per dare ossigeno a un territorio che ne ha davvero bisogno. Ne parliamo questa sera con il sindaco di Longarone, nonché presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Buonasera. E ne parliamo con il presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati. Buonasera. Buonasera. Allora, sindaco e presidente, la chiamerò sindaco perché mi viene più facile. Allora, il turismo in montagna è un cardine importante del territorio, come va affrontato in questo periodo? Intanto devo dire che dopo la tempesta Vaia siamo riusciti comunque a tener botta durante sia l'inverno che l'estate, perché i numeri adesso dovranno arrivare a breve, nei prossimi giorni, ma diciamo che abbiamo già delle sensazioni molto positive su quelli che sono stati. Questo è importante. Esatto, quindi lì abbiamo fatto secondo me un buon lavoro, penso tutti, dalla regione alla provincia, ai comuni, alle strutture ricettive, agli albergatori, insomma il sistema, diciamo, montagna ha tenuto dopo quel drammatico evento che ormai ci avviciniamo già al primo anniversario. Devo dire che abbiamo anche messo in piedi tutta una serie di anche risorse economiche attraverso quei fondi di confine che sono arrivati alla provincia, circa 5 milioni di euro, che hanno fatto partire questo piano marketing che la DMO Dolomiti, di cui io sono anche presidente, sta portando avanti con, secondo me, degli ottimi risultati, ottimi riscontri, con una programmazione mirata su determinati eventi per promuovere il nostro territorio. E devo dire anche, ovviamente, le Dolomiti, quest'anno anche c'è il decennale del riconoscimento UNESCO e sicuramente anche questa è stata una forza in più che ci ha permesso di avere risultati positivi. Allora, sono tanti gli attori in campo e le sinergie da affrontare. Allora, Gianangelo Bellati, Longarone Fiere è uno di questi tasselli importanti. Assolutamente, infatti noi non volevamo mancare a questo importante appuntamento, che è l'appuntamento in realtà con un settore, quello turistico, che voi sapete vede il Veneto in prima linea, è la prima regione d'Italia per turismo, per il turismo, per numeri, per arrivi, per presenze, ma anche è un settore, quello del turismo, che resiste alla crisi. Cosa vuol dire che resiste alla crisi? Vuol dire che nell'ambito del turismo c'è una crescita del prodotto interno lordo, cioè ci sono possibilità di nuovi posti di lavoro, di crescita economica, di trattenere, come dice alcuni, molti dei nostri figli che non scappino altrove, quindi trattenerli nel territorio. Ovviamente una grande scommessa per la montagna, quindi dal punto di vista dell'economia di montagna noi come fiera non potevamo non esserci, e quindi questo fine settimana raccomando a tutti coloro che hanno a cuore la montagna, ma a cui piace anche la montagna, di venire a Longarone, perché Che succede? Abbiamo la fiera del turismo, che si compone di 3 diverse fiere, appunto il 5, 6 e 7 di prossimo fine settimana. La prima è la Dolomiti Show, che è organizzata insieme con la Regione del Veneto. Qui la Regione del Veneto ci ha dato un grande aiuto perché porta, pensatevi, da tutto il mondo qualcosa come 40 buyers, che sono tour operator importantissimi e che quindi sono coloro che poi, queste grosse aziende, che promuoveranno il prodotto turistico della montagna. La seconda invece è Oreca, che vuol dire praticamente tutte le attrezzature che vengono date, che vengono offerte dalle imprese, in questo caso addirittura del bellunese. Abbiamo il main contractor, la Guarnier di Belluno, tante altre imprese che seguono. Abbiamo riempito la fiera di imprese che parteciperanno, e ci sono imprese da praticamente tutta Europa, quindi una fiera internazionale, e riguarda praticamente tutte le attrezzature per gli hotel, la ristorazione, il catering. E infine c'è una terza componente che è quella dei sapori, quindi questo lo consiglio anche ai consumatori, dei sapori dello sport di montagna, che sono anche questi degli aspetti molto importanti, e quindi ci sarà un'altra parte della fiera dedicata a questo settore, anche in previsione evidentemente dei mondiali del 2021 e soprattutto delle Dolomiti del 2026.
Ecco, perché appunto ci sono questi appuntamenti importanti che sono, uno può pensare a lunga scadenza se guarda le Olimpiadi, ma eventi come questi vanno preparati molto prima, soprattutto per quanto riguarda i mondiali di sci, che sono davvero a due passi, perché siamo a poco più di un anno e mezzo, insomma, a quel grande evento. Abbiamo visto prima anche immagini riferite ad altre fiere, perché parleremo fra poco della sinergia che ci deve essere anche tra le varie fiere, e parleremo di fiere del Piave, ma restiamo nel territorio del Bellunese, un territorio che ha una varietà di offerte che devono essere appunto catalizzate, devono essere raccontate anche a chi viene da fuori. Questa è anche l'importanza. Cioè, la stessa fiera di Longarone è un piccolo miracolo, perché sta in una zona che solo negli ultimi anni è stata collegata dall'autostrada, ma precedentemente cresceva, è una fiera importante, nonostante sia piccola, nonostante sia un territorio di montagna. È l'unica vera fiera di montagna d'Italia, l'unica fiera che non gode di finanziamenti pubblici in maniera massiccia come altre fiere, quindi è una fiera che è un gioiello e che quindi noi vogliamo valorizzare come fiera di montagna. Per fare che cosa? Per presentare a tutto il mondo, perché è una fiera internazionale e da noi coloro che espongono incontrano rappresentanti di imprese, i cosiddetti buyers, realtà diverse che arrivano da tutto il mondo. Abbiamo una grande rete internazionale di promozione che abbiamo creata in quest'ultimo periodo di tempo di promozione della fiera, quindi non potevamo non esserci per promuovere che cosa? Prodotti e servizi delle nostre imprese. Poi ovviamente ci saranno anche imprese di altri paesi, ma bello questo, perché questo porta alla concorrenza, porta alla conoscenza reciproca, porta agli affari, porta i cosiddetti business to business. Però l'importante è che noi valorizziamo il territorio del Bellunese e del Veneto per quello che sono grandi produttori all'avanguardia tecnologica di qualità estrema, e i servizi che anche vengono proposti anche in funzione proprio delle Olimpiadi. Da amministratore, ecco, avere a che fare con questi interlocutori è importante per promuovere il territorio. Senza questi interlocutori che farebbe una struttura come un comune? Abbiamo bisogno sicuramente di contenitori che possano valorizzare quello che è la nostra forza, la nostra bellezza, perché di fatto le nostre Dolomiti sono qualcosa di unico al mondo e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di valorizzarlo attraverso una rete che stiamo costruendo nel tempo, che riguarda ovviamente la Fondazione Dolomiti UNESCO, la Fondazione Cortina 2021, la Fiera di Longarone, ma penso tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, le camere di commercio, il mondo, diciamo così, delle istituzioni che deve cercare di fare squadra insieme. Con questo, da quando sono Presidente della provincia, sto cercando soprattutto di veicolare questo messaggio, di unire le forze per cercare di andare tutti sulla stessa direzione. E non è sicuramente un compito facile, perché poi ognuno vorrebbe magari fare, non dico le scarpe a qualcun altro, ma sicuramente primeggiare rispetto agli altri. Noi dobbiamo cercare veramente di essere uniti, soprattutto in questo contesto, soprattutto, come dicevamo prima, perché abbiamo in vista due grandissimi e straordinari avvenimenti che sono delle opportunità straordinarie per il nostro territorio, che abbiamo il dovere di cogliere in tutti i suoi aspetti. Quindi sarà una grande sfida, penso una grande sfida del Bellunese ma anche dell'intero Veneto. Per questo secondo me siamo riusciti a portare a casa un risultato straordinario come quello di portare le Olimpiadi. Forse non ci rendiamo ancora conto di quello che potrà portare questo evento al territorio della montagna. Forse non ci rendiamo ancora conto di cosa abbiamo portato a casa, perché io ricordo insomma quei giorni di grande attesa, poi quando c'è stata la vittoria si è un po', ovviamente i riflettori sono un po' calati, ma è proprio questo il momento invece in cui bisogna accelerare. Una cosa che le chiedo da amministratore ma anche un po' da politico, si cerca questo super manager, si riuscirà a trovare velocemente, si deve riuscire a trovare? Intanto è fondamentale che venga licenziata il più presto possibile la legge olimpica. Questo è stato un altro scoglio col precedente governo. Che adesso va sicuramente superato anche in tempi molto rapidi, anche perché questo il CIO lo chiede, quindi non è che possiamo derogare a una scadenza che il CIO ci ha imposto. La costituzione, la delibera di questa legge secondo me è il primo tassello fondamentale su cui poi costruire il percorso. C'è bisogno ovviamente di avere tutta una serie di pratiche burocratiche snelle. Non possiamo trovarci, come purtroppo per i mondiali, nel contesto di riguardo infrastrutturale, a dover attendere anni e anni e anni per avere autorizzazioni per poter intervenire su quello che è il nostro territorio, perché le infrastrutture e la viabilità è una delle principali strade da percorrere, scusate il gioco di parole, ma che abbiamo bisogno assolutamente di risolvere per poter presentarci al mondo nella maniera migliore. C'è una deadline secondo lei?
Ma io penso che entro il mese di novembre dovrà essere licenziata, dopodiché contemporaneamente si sta cercando di trovare la formula ideale di gestione, ad esempio per i mondiali c'è stata la Fondazione Cortina 2021 che sta funzionando e quindi sembrerebbe che potrebbe essere ancora una fondazione l'ideale con un manager che abbia delle competenze, ma io penso che insomma si riesca a trovare, penso che da questo punto di vista l'Italia non ha nessun problema a individuare una figura che possa essere il punto di riferimento su un percorso che, ripeto, sarà molto complesso, anche perché quando riguarda 2 regioni, riguarda 2 comuni, quindi è sicuramente il doppio rispetto a un'unica località, però diciamo che abbiamo tutte le carte in regola per poter presentarci al meglio. Voi siete una parte degli attori, cioè gli amministratori, poi ci sono ovviamente gli attori che riguardano i prodotti, i servizi, eccetera. Voi cosa chiedete agli amministratori? No, allora noi andiamo sull'onda di quello che ha appena detto adesso il Presidente della Provincia, che è quella della massima collaborazione fra tutti gli attori del territorio. Fra l'altro soci della Fiera di Longarone sono per il 70% enti pubblici e quindi gli enti pubblici devono andare a guardare oltre quello che è solo l'aspetto commerciale della fiera, ma anche che la fiera sia al servizio dello sviluppo del territorio, che sia utile per il territorio. Per esempio, più manifestazioni noi facciamo, più si spera, lo dico in questo caso al sindaco di Longarone, che arrivi magari, qui lancio l'idea, un investitore che venga per costruire, per fare un bel hotel, un 4 stelle per esempio, perché abbiamo tantissimi ospiti e molte volte c'è la difficoltà di sistemarli tutti, ma non solo noi, ci sono tante altre imprese nella zona industriale e avere un hotel è sicuramente una cosa molto utile. Poi l'altro aspetto è quello di lavorare assieme e devo ringraziare moltissimo la provincia e il Presidente della provincia perché siamo riusciti a mettere insieme tutti i pezzi, cioè tutti coloro che sono operatori dalla DMO alle associazioni di categoria, produttori, coloro che danno servizi, gli enti, comuni eccetera, perché queste fiere funzionano solo se c'è uno sforzo corale, cioè se ci sono tutti insieme, perché la provincia è piccola, anche la regione non è che sia grandissima, ma la provincia è molto piccola e quindi noi abbiamo bisogno di essere tutti molto, diciamo, in armonia e lavorare con lo stesso obiettivo. E qui io devo ringraziare associazioni di categoria, tutti gli altri enti, dai comuni, il comune di Longarone, ma anche la comunità montana, la regione, perché la regione è nostra socia con Veneto Agricoltura, Camera di Commercio, tutte le altre entità che hanno collaborato con noi e che stanno collaborando con noi. Come si riesce a far funzionare una macchina del genere senza che si inceppi? Perché è una macchina complessa. Beh, diciamo, è sempre il solito problema, bisogna rispettare i bilanci, no? Cosa che non in tutte le parti d'Italia si fa attenzione. In Veneto siamo più bravi a rispettare le entrate e le uscite che siano in equilibrio. Non ne parliamo della provincia di Belluno perché io guardo con ammirazione. Vivo metà del mio tempo nella provincia di Belluno, ma sono d'origine veneziana e noto la grande capacità di gestione della cosa pubblica che c'è nel bellunese, cioè un'attenzione a non buttare via il denaro, a risparmiare, a razionalizzare, e il prodotto di questo è una fiera che è in equilibrio di bilancio e che io ho ereditato, una fiera sana che dobbiamo però far crescere ancora di più e quindi abbiamo le basi perché ci sono le capacità sul territorio. Allora, a proposito, lei diceva prima di mettere insieme le forze e le sinergie. In questi tempi si parla anche recentemente di fiere del Piave. Cosa intendiamo quando diciamo le fiere del Piave? A proposito di coordinamento, no? Quindi noi siamo in una regione leader nel mondo per tantissime cose e abbiamo delle fiere. Abbiamo anche delle fiere piccole, abbiamo fiere grandi come Fiera Verona, ma abbiamo anche delle fiere piccole. Allora queste fiere piccole per meglio crescere devono lavorare assieme, anche qua è una sfida di coesione, una sfida di lavorare insieme e quindi abbiamo pensato nell'ambito di questa collaborazione con le fiere del Piave che sono Santa Lucia di Piave, San Donà di Piave e Godega Sant'Urbano, abbiamo pensato di creare, diciamo, una promozione comune e dall'altra parte anche una qualche fiera comune, e la fiera comune è proprio quella del turismo, quindi contemporaneamente noi abbiamo la fiera del turismo di montagna da noi e la fiera del mare a San Donà, quindi l'ideale per coloro che vogliono vedere le due fiere è andare prima a San Donà poi venire da noi o viceversa, prima da noi abbiamo le due giornate, sabato e domenica. Quindi è un percorso unico. Questo fine settimana ci sono le due fiere, poi ci saranno a dicembre la fiera di Santa Lucia del Piave e la fiera di Godega e Sant'Urbano. Qual è il legame che Fiera di Longarone con le altre fiere? Un legame di collaborazione? C'è anche un legame ulteriore? Cioè, abbiamo un legame di conoscenza innanzitutto, ma anche di necessità, perché le cose piccole sono belle, però per farle funzionare non è sempre facile.
bisogna cercare di trovare sinergie, quindi il vero legame nasce dal fatto che lavorando insieme possiamo fare promozione comune, risparmiare i soldi, razionalizzare e quindi arrivare a quell'equilibrio di bilancio di cui lei parlava poco fa come strumento per andare avanti bene. Per non incepparsi. Allora, pubblicità, poi torniamo subito con i nostri ospiti. Abbiamo investito e messo a cantiere i 377 milioni della prima tranche, una delle 3 che lo Stato ci ha dato per ristorare i danni. Poi ci sono 2 grandi opere, il lago di Alleghe e il Serrai di Sottoguda, che li faremo più belli di prima. Sono i 2 interventi simbolo del post Vaia, 8 milioni di euro per il lago di Alleghe, 8 milioni 700 mila euro per il Serrai di Sottoguda, distrutti dalla tempesta di quasi un anno fa. Il Veneto è partito con la ricostruzione, 1746 le opere a cantiere ed ora si è pronti per avviare i 2 interventi simbolo. Il lago di Alleghe, parliamo, ripeto, di 500.000 metri cubi di materiale che deve essere rimosso, e quindi vuol dire montagne di terreno, di arbusti, di ghiaia, insomma, di tutto quello che la natura ha voluto far scendere a valle. Si procederà con il ripristino morfologico del lago e del Cordevole, ricostruendo la pista ciclabile e consolidando la sponda destra del torrente, chiusura lavori entro il 2022. Sui Serrai vuol dire un ambiente che, da come lo conoscevamo prima, con la sua strada, i suoi percorsi, la capacità di poter fare bicicletta, il trenino che passava, l'ice climbing, eccetera, niente, zero, è tutto sparito. Per sistemare tanta devastazione servono quasi 9 milioni di euro, le opere verranno appaltate nel 2020, ma i primi lavori sono già partiti. Entro il prossimo mese si entrerà fino alla Madonnina, che è una grotta molto particolare all'entrata dei Serrai, quindi i primi 200 metri saranno di nuovo percorribili. Questo è stato per dare un segnale che si sta lavorando e per far andare anche il turista a vedere che cosa è successo un po' più da vicino. Di certo non è cosa semplice, considerando la devastazione senza precedenti causata da Vaia sulla montagna veneta, ma il governatore assicura. Direi che già a fine 2020 iniziamo a vedere l'80% delle opere già sistemate. La tabella di marcia è stata rispettata, ribadisce l'assessore Bottaccin. Sento che tante regioni stanno chiedendo proroghe, pur avendo avuto molti meno danni rispetto a noi e avendo quindi meno soldi da impegnare. Noi ci siamo riusciti e questo ancora una volta fa capire che il Veneto l'autonomia se la merita fino in fondo. Allora, lo chiedo da Presidente della Provincia più che da Sindaco di Longarone, ma anche da Sindaco di Longarone. Che effetto fa vedere ancora quelle immagini? Stavo proprio osservando questo perché mi fa tornare indietro di quasi un anno a quelle giornate terribili che ho vissuto veramente in prima linea con tantissime persone che comunque ci hanno aiutato, devo dire, a ripartire, e penso che le immagini poi delle opere che si stanno realizzando sono una testimonianza che questo territorio è subito avuto la forza di ricominciare, e devo dire che i numeri che sono stati comunicati oggi dal nostro governatore del Veneto testimoniano che si è fatto uno straordinario lavoro da parte di tutti i soggetti attuatori che sono stati nominati dal commissario Zaia, e ovviamente anche tutti coloro i quali, enti e istituzioni, avevano la responsabilità di gestire risorse ma soprattutto progetti molto importanti, somme e urgenze che hanno di fatto messo in sicurezza una parte del nostro territorio. È una prima tranche, la seconda sarà il prossimo anno, poi ce ne sarà una terza, e io ritengo, lo dico senza, penso nessuno potrà smentirmi, Vaia è stata un'opportunità, brutto da dire ma questa è la verità, è stata una grande opportunità, perché penso che senza questa tragedia, che ha avuto la fortuna, una fortuna pilotata comunque da scelte responsabili da parte degli amministratori e delle istituzioni, questa volta dobbiamo darci anche dei meriti, devo dire che ha limitato le perdite di vite umane, ma soprattutto ha permesso veramente a questo territorio fragilissimo di ora avere le risorse per poter essere messo in sicurezza. Sicuramente non risolverà tutti i problemi, ma verranno fatti dei grandissimi passi in avanti e le ripercussioni poi dureranno negli anni. Lei dice, pur nel dramma, ha puntato un riflettore?
Sì, penso che, guardate, io ovviamente ci stiamo avvicinando anche all'anniversario della tragedia del Vajont, quindi io ogni anno nel mio discorso che faccio il 9 di ottobre cerco di sensibilizzare proprio le istituzioni sul tema della prevenzione. Interveniamo sul territorio, ascoltiamo la natura prima che si ribelli contro di noi, e per fare questo cosa ci sono bisogno? Ci sono bisogno di risorse, è che difficilmente vengono stanziate per prevenire, spesso e volentieri, anche quasi sempre, vengono utilizzate dopo. Ecco, questo meccanismo deve cambiare anche perché il clima sta cambiando, le calamità purtroppo sono, non dico all'ordine del giorno per fortuna, ma in un anno almeno un paio nel nostro paese accadono. Dobbiamo trovarci un po' più pronti, non dico pronti perché mi rendo conto che è impossibile, però un po' più pronti, ecco, quindi investiamo queste risorse contro il rischio idrogeologico, per mettere in sicurezza le strade, cioè ci sono tante questioni, io mi rendo conto, però questo ci deve insegnare, dopodiché noi stavolta dobbiamo dirci ancora bravi per aver saputo utilizzare bene e tutte le risorse, quindi sono stati cantierati quasi 1 migliaio di opere, quindi qui bisogna dire che tutti hanno fatto la loro parte e i risultati sicuramente si vedranno. Don Bellatti, anche lei chiedo, vedendo quella devastazione che ancora permane in molti punti, insomma, quando è accaduto questo, voi cosa avete pensato? Ma allora, noi eravamo proprio in quel momento in azione la Fiera Redamont, perché la Fiera Redamont è quella che ha luogo come ogni anno, anzi qui lo ricordo, a fine del mese di ottobre, a cavallo con l'inizio del mese di settembre, perché sono una decina di giorni e copre 2 fine settimana. Ricordo che era iniziata benissimo il primo fine settimana, poi sono arrivate, qui è giusto, come dice il Presidente Padrin, gli avvertimenti da parte delle autorità competenti a stare a casa, non muoversi per via di questa minaccia incombente. Apro parentesi, all'epoca mi ricordo si parlò di allarmismo nei giorni precedenti, allarmismo, poi fu... No, noi in fiera per fortuna, e lo dico per fortuna, abbiamo subito seguito l'ordine di scuderia, questo avvertimento, questo monito, peraltro bastava vedere la montagna in quei giorni, faceva impressione soprattutto la sera prima, vedere questa tranquillità assoluta che è proprio quella che precede la tempesta, dava una sensazione proprio di quasi un po' di timore, e quindi noi abbiamo vietato l'entrata in fiera, nemmeno gli espositori potevano entrare in fiera nella giornata di lunedì, e bene abbiamo fatto perché non è successo nulla di grave, però uno dei tetti di un padiglione, quindi stiamo parlando di tonnellate e tonnellate, è stato dalla forza del vento alzato di circa 1 metro e per fortuna si è riappoggiato verticalmente sulla stessa posizione. Per cui nessuno si sarebbe fatto male, la struttura ha tenuto benissimo, ma mettiamo caso che fosse successo qualcosa con la gente sotto, con gli ospiti, i bar. Quindi e questa è la ragione, credo, che c'è stata una devastazione pazzesca della natura, ma di morti praticamente sono state conseguenze indirette, 1 o 2 persone, collaterali. Quindi è stato un miracolo da questo punto di vista, quindi concordo che qualche volta bisogna anche dare atto che le pubbliche amministrazioni funzionano, in questo caso hanno funzionato bene, e mi pare che si stia lavorando anche bene per il post-Vaia. Concordo con il Presidente Padrin, è un monito, e difatti noi abbiamo fatto la Fiera delle Foreste con l'appoggio della provincia che ci aiuta sempre in fiera. Con il neoministro ed è venuto il neoministro D'Incà, abbiamo avuto D'Incà, anche un aiuto dall'allora sottosegretario Franco Manzato, che ci aveva sostenuto in quest'idea, perché è la prima fiera delle foreste d'Italia, forse d'Europa, dove si tratta tutto questo problema del cambiamento climatico per arrivare dagli schianti del legno fino all'utilizzo finale del legno, addirittura con una mostra d'arte del legno, perché abbiamo fatto vedere le sculture dei maestri di tutto il Veneto, in particolare della montagna, perché la montagna ha tantissima cultura e noi a volte non ce ne rendiamo conto, e noi vogliamo, ecco qua il ministro D'Incà che è venuto a questa inaugurazione di questa fiera importantissima, che l'anno prossimo diventerà internazionale, perché inviteremo la Commissione europea, inviteremo altri paesi, perché ha avuto un successo enorme. È d'accordo con le parole forti, ma con quanto ha detto il Presidente della provincia, cioè si è puntato un riflettore su un territorio che magari rischiava di essere dimenticato? Ma assolutamente, perché la montagna, immaginiamo solo, l'Italia, ce lo insegnavano a scuola, è coperta per 2/3 dalle montagne. Uno si domanda, ma facciamo abbastanza politica a favore delle montagne?
E io rispondo, dal mio punto di vista, conoscendo bene le montagne, non sono sufficienti, non bastano, ed è male per tutto il paese perché tu non valorizzi 2/3 del territorio. E allora noi, da Belluno, vogliamo essere un po' gli alfieri, portare avanti un discorso anche a livello nazionale ma anche a livello europeo, di per esempio individuare strumenti di esenzione fiscale, e questa è una cosa che la provincia ha già cominciato a fare tutto questo studio e ritengo che andrà avanti ad approfondire il tema, proprio dello strumento dell'esenzione fiscale per ridurre i maggiori costi di vita della gente, di gestione delle imprese in montagna, per fare giustizia, per portarli con l'esenzione fiscale ai costi che avrebbero invece in pianura. Un atto di giustizia che porterebbe nuova gente in montagna. Anche perché questo è un altro elemento che ha a che fare con la montagna, lo spopolamento, insomma, proprio per questi problemi qui. La cosa importante è che ci sia gente in montagna, che ci vive. Per valorizzare la montagna abbiamo bisogno di chi vive la montagna giustamente, e devo dire che è arrivato il momento di portare avanti delle politiche mirate proprio a questo. Io concordo perfettamente con le parole del Presidente di Longarone Fiere, perché è questo il tema fondamentale. Noi abbiamo dei numeri che purtroppo stanno crollando in maniera verticale, perdiamo 1 migliaio di persone all'anno complessivamente nel territorio della provincia di Belluno, quindi a breve passeremo addirittura sotto le 200.000 unità. Dobbiamo avere la forza di tenere i nostri giovani in montagna, dobbiamo fare delle politiche ovviamente che possano permettere tutto questo, e per farle bisogna che i costi dei servizi siano decisamente inferiori rispetto a quelli che sono adesso, perché purtroppo la realtà è innegabile, la montagna, vivere in montagna sicuramente costa di più. Siamo quasi in chiusura, lascio l'ultima parola a Gianangelo Bellati. I 2 canali sono la gente che deve vivere in montagna e poi la gente che deve venire in montagna a vederla. Allora, faccio conto che io sono un turista che non ha mai visto le zone delle Dolomiti, insomma... Do 2 messaggi. Allora. In 2 parole, ecco, 2 messaggi. Allora, do 2 messaggi. Il primo messaggio è sicuramente il prossimo fine settimana, intanto si arriva alla base delle Dolomiti, che è Longarone Fiere, la Fiera delle Dolomiti, e c'è la Fiera del Turismo con un sacco di iniziative interessanti, convegni, ma manifestazione anche all'aria aperta, bellissima, 5, 6, 7 questo fine settimana. Secondo, siccome la montagna è bellissima, è bella addirittura anche, fa impressione molto anche in questo momento di devastazione, consiglio di andare a passeggiare per i sentieri delle montagne che, per esempio, associazioni di volontari come il CAI, ma tanti altri volontari, quelli delle regole, coloro che vivono la montagna, hanno pulito gran parte dei sentieri, andare a vedere queste e vedere che cosa è successo. È una cosa importantissima, soprattutto per i giovani, per i ragazzi che protestano giustamente per la difesa dell'ambiente. Andare a vedere lì è un monito, come diceva prima il Presidente della provincia, è un monito per il futuro, quindi quello che è successo lo dobbiamo insegnare, far vedere ai nostri figli perché non accada più. E con queste parole, viva la montagna, e direi che questa è la parola finale. Io ringrazio Gianangelo Bellati, Presidente di Longarone Fiere Dolomiti, ringrazio Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno, grazie per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.